vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 8, benvenuti per la seconda partita della serata di Serie A2 qui alla Stella Azzurra. Tony Ponzi Investigazioni contro Roma Internazionale. Tony Ponzi che ci prova a centro del campo, c'è un fallo. Va a scagliare un destro che il portiere non vede passare ed è il gol dell'1-0 del Tony Ponzi da metà campo. Cerca lo scambio, sono 3 contro 2. Il destro, la risposta del portiere e poi il tap-in comodo della Roma Internazionale che va sull'1-1 col numero 23. Lancio lungo, cercare fortuna in area, esce male il portiere, colpo di testa fuori. Altra punizione per il Tony Ponzi da destra. Palla in mezzo, questa volta non si fa sorprendere il portiere della Roma. Con le mani lungo, la sponda perfetta, il destro, il gol del 2-1 da parte del numero 7 Ubargui. Sempre Ubargui, scambio di tacco con il compagno, destro, risposta del portiere, palla che rimane in area, Ubargui si gira, deviazione, cerca sul secondo palo il controllo, poi il tocco di punta, il sinistro di Mellaro fuori. Rimessa laterale, Mattichetti dice che basta. La Roma Internazionale vince 2-1 sul Tony Ponzi Investigazioni, sovvertendo il pronostico in questa quinta